Buon sabbat gras a tutti, o meglio, buon sabbat gras agli ambrosiani, perché come sapevi, in quel sabbat gras per il calendario e per il rito ambrosiano. Mercoledì scorso, 4 di marzo, era il mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima per tutto il mondo, quantomeno per il mondo cristiano, per la Chiesa certamente, e quindi questo è già il quarto giorno di Quaresima, appunto, per tutto il resto del mondo. E chi ha mirati semplice bei, no scherzi, semplicemente per queste consuetudini, per queste tradizioni molto antiche, è carnevale fino ad oggi. Però è un carnevale che è difficile da festeggiare. Sì, magari andano in giro, i bagay pisciniti con una poi masculina, in sci, qualche vestitino, ha fatto bene. Mica mi sono sempre al solito mascherato, comunque ho fatto travestimento. Quest'anno mi sono mica sentito di fare, perché almeno non certo per esprimere un qualcosa di allegro, però il carnevale ha anche questo taglio non solo di allegria, certamente di spensieratezza, di mangiare gras perché dopo il mager, quindi di fare un po' di festa perché dopo ci sarà un periodo di penitenza, ma anche di satira, di scherzo verso i potenti, e questo ci sta anche laddove, come in questo momento, la situazione non è certamente bella. In Italia, dove vabbè, adesso sembra che quasi che tutto sia passato, ma su questo magari parleremo in un altro momento, soprattutto per l'Europa dell'Est, l'Ucraina, la Russia, eccetera, perché tutti siamo ovviamente molto preoccupati e ci stiamo dando da fare, tutti fanno quello che possono, penso, per la pace. Ecco che fa un qualcosa per Carneval, metterò un po' in difficoltà, mettersi in maschera, o pensare che i maschere leggiamo due anche e mettono su, mica quelli di Carnevale, qui altri. E allora facciamo, come si suol dire, una carrellata in attesa di cepamo il balino in mano, quindi se fra un po' di tempo metterò qualche video aggiunta al carnevale, anche se sarà fra 15 giorni, fra un mese, fra 2 mesi, e vi altri direi, ma scusa, ma il carnevale già passato e tirati in balla adesso, ti diventa ultra con il carnevale 2 mesi dopo. E vabbè, sarà una maniera per di recupero, sperando di fare il più presto possibile quell'allegria che è mettita un momento di parte, anche perché in quel momento che ver un vers vicino a quel che soffrisse, anche quel che muore, quel che perde di gente vicino a loro, e allora ecco che il momento che di allegria che ne è poca, però maniera però la resuna anche con un po' di ironia su quel che succede, la va anche bene. La va anche bene perché, prima perché bisogna che stia su del murale, e secondo perché deve ricordare quel che è successo. E allora cominciamo a mettere i mascoli. Metto i mascoli per quel che si maschera con il potere, con l'autorità, che dopo diventa autoritarismo. E allora che la maschera per questo, che la maschera per quel che si mascherano di bravi persone, però magari fabbricano e vendono armi. Altro che maschera questa qui, che brutta maschera questa qui. E perché una maschera per quel che appunto ha l'autorità, e fan di legge che possono fare in sto carnevale del 22 gli agenti a ciappen per il culo. Ecco qui. Altra maschera di chi è il tuo in giro il prossimo quando vorrei invece al suo servizio. Per una maschera invece per quei che fanno i leggi e sanno di cosa che parlano, così fanno le leggi che non si capiscono o sono inapplicabili. Questi qui
Lorien andato a per me ste. Poi i masker, che intanto me quasi mi strossen, i masker di quei che appunto fanno finta di una got, in bei allegri come che la mascherina qui, bisogna sapere anche calcolare il tempo e essere adeguati, diciamo, adatti ai tempi, saper riconoscere i momenti in cui scherzare e in cui no. Gay masker è quei che anche a questo periodo qui appunto, vabbè che è triste, però se è un momento di festa bisogna che la facciano e cerchiamo di ricordarsi che è un'urgenza educativa oltre che quella sanitaria e quella civile e quella economica, che è quella che riguarda i bagagli, che è necessario. E allora una bella maschera per questo. Per una bella maschera, questa qui quadrettata, per chi in quadrei, me ne dico se tu un quadrello vedi che se mica col cervello a posto, se un po' tutti comprendoni, una bella maschera, tutti i quadrei, e alla fine una maschera no, per dici, sono bravo me, per quel che cerchi almeno deve essere coerente, come la mascolina qui, che è le ricche come i quadretti della camicia, insomma, cercando di essere coerente, se posso, ecco qui, sperando di poter fare il più presto possibile il carnevale qualcuno con maschera vera. Intanto buona quaresma e buona serata di salve grazie a tutti. Ciao ciao, ciao ciao ciao.